pazienti. Scarica erogata. Massaggia. Ha dell'avveniristico sistema di urgenza ed emergenza potenziato per la stagione estiva dall'ULSS 3 Serenissima a Chioggia e Sottomarina. Abbiamo assistito ad un'esercitazione di soccorso per un principio di annegamento, dal drone che si è elevato in volo per individuare la posizione per l'assistenza, alla squadra di operatori sanitari che si è mossa in quad e poi, grazie a visori, ha agito in collegamento diretto con l'ospedale fino al recupero e al ricovero in ambulanza del paziente. Tutto in pochi minuti. Il servizio di assistenza medica in spiaggia e non solo è stato potenziato con apparecchiature ad alta tecnologia. Grande sinergia sul territorio proprio per garantire il massimo di sicurezza a tutti. E c'è anche l'elisuperficie che sarà operativa anche di notte. Anche questo è un altro intervento di cui ci siamo dotati quest'anno, la possibilità di notte di trasferire e di utilizzare l'elicottero è un ulteriore motivo di tranquillità per chi eventualmente si rivolge a questo territorio. Quanto è efficace la presenza a pochi chilometri dell'ospedale, della struttura ospedaliera? Ma l'ospedale per noi qui a Chioggia è strategico, è un ospedale che ha un suo ruolo durante tutto il periodo dell'anno e soprattutto in questo periodo, nel periodo estivo, quando centinaia di migliaia di persone vengono qui e devono trovare il massimo della risposta sanitaria. I 3 mezzi di soccorso da quest'anno anche l'Ambubike per permettere agli infermieri di spostarsi il più velocemente possibile tra ombrelloni e lettini. Il tempo per noi è veramente fondamentale, per cui il sistema di coordinate messo in atto con la numerazione delle torrette, con l'indicazione degli accessi in spiaggia e con mezzi che possono raggiungere rapidamente il target su uno scenario che non è quello ordinario. Da qui praticamente il quad, da qui l'Ambubike che consente all'infermiere del punto infermieristico di raggiungere rapidamente la battigia. Il quad diventa fondamentale ovviamente in uno scenario come il nostro, che vede per esempio una diga che è lunga quasi 1 chilometro e che non consentirebbe diversamente interventi rapidi e efficaci.